Ancora economia, rientriamo in studio con Marco Dall'Acqua, presidente di Confapi Portogruaro, proprio per fare il punto sull'andamento nel mandamento, scusate gioco di parole, del portogruarese. Come insomma possiamo sintetizzare il trend in questo territorio? Dall'Acqua, ben trovato. Beh, grazie, buongiorno a tutti, buonasera. È un momento positivo, si vive senz'altro dell'abbrivio che abbiamo vissuto come economia nel 2022, pertanto insomma il primo trimestre del 2023 registra dati sicuramente positivi. Ci sono molte incognite e pesa moltissimo l'andamento dei tassi di interesse sui crediti e le materie prime, oltre alle guerre in Ucraina, in sostanza abbiamo ancora delle macro tematiche che potrebbero influenzare l'andamento dei prossimi mesi. Comunque insomma c'è un cauto ottimismo. Ecco, prima Massimo Zanon lo diceva in collegamento da Venezia, tra le varie tematiche continua ad esserci quella della carenza del personale. Com'è in questo territorio? Immagino che chiaramente sia una criticità che si sente ancora, e quali anche possono essere le soluzioni? La tematica è concreta e come associazione di categoria da anni che cerchiamo di trovare una soluzione a questa differenza tra domanda e offerta, questo mismatch evidente che c'è appunto tra la domanda e l'offerta. Il problema si acuisce ancora di più quando in queste zone poi comincia la stagione estiva, no? Quindi buona parte delle poche scarse risorse vanno effettivamente anche a essere occupate nella stagione estiva, e devo dire che stiamo facendo moltissimo per cercare di colmare questo gap, lavorando anche insieme alle scuole, cercando anche di creare delle condizioni affinché ci sia appunto un inserimento diretto dell'offerta dalle scuole. Occorrerà effettivamente lavorare a livello strutturale per poter risolvere il problema. Ecco, quanto l'agricoltura, soprattutto in questo territorio, può insomma offrire proprio ai giovani in questo senso, perché viene molte volte purtroppo sottovalutato questo aspetto, ma così non è, insomma. Ma assolutamente, il ritorno alle origini, il ritorno alla nostra terra e a poter un attimino riprendere in mano quella che è una professione che oggi ha avuto uno sviluppo molto importante nell'agricoltura. In generale oggi il lavoro è molto tecnico, è molto dinamico e ha sposato pienamente anche alcuni ambiti digitali, per cui anche i nativi digitali trovano spazio in questo settore che effettivamente è parte del nostro territorio e che deve essere riscoperto dalle nuove generazioni. Ecco, si citavano prima i crediti edilizi, sul tema del super bonus ci sono stati dei passi in avanti oppure no in questo senso? In questo il decreto legge del 16-17 febbraio del 2022, poi convertito in legge nella prima decade di aprile, non ha in effetti risolto le problematiche legate a quei lavori con interventi edilizi su cui si era richiesto il credito fiscale e non è riuscito a sbloccare quell'entità di crediti che abbiamo poi chiesto come imprese al sistema bancario o a quel sistema che poteva assorbirli. Passi avanti non ce ne sono stati fatti, c'è stato uno stop totale appunto dal 17 di febbraio con l'eliminazione di fatto dalla norma dell'articolo del comma relativo allo sconto di fattura. Quindi sicuramente non un passo in avanti, un passo effettivamente indietro e una volontà di mettere al sicuro, a bocce ferme, insomma ritrovare una soluzione per gestire la questione crediti. 2022 o 2023 il decreto legge? No, è 2023, quindi 2023. Quello di qualche mese fa, giusto per chiarezza. Un ultimo accenno. Giovani generazioni, nuovi imprenditori, nel mandamento portoghese che aria si respira? Devo dire che gli incontri che abbiamo fatto come anche con Confapi Venezia per sensibilizzare all'interno delle scuole questa attitudine dei giovani a inserirsi già nel mondo dell'imprenditoria, quindi del voler fare anche qualcosa di nuovo che non esiste, mettersi subito alla prova a livello imprenditoriale, stanno stimolando, insomma hanno stimolato in maniera interessante l'interesse di molti. Adesso ovviamente cercheremo anche di mettere a terra una serie di strumenti che agevolino questo tipo di inserimento. Grazie a Marco Dall'Acqua per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata, buona serata.